Solo una cosa a Girmo, volevo dirle, ho visto un SMS che diceva Salvini, vergognati, eccetera. Qui ce la si prende per l'autonomia, sempre con i 5 Stelle, magari si dice la Stefani non ha fatto abbastanza, no, non è vero, sta facendo molto. Poi ci si dimentica del fatto che Salvini potrebbe fare così, no? Infatti, e non lo fa, evidentemente fa così, più di tanto non ci tiene, no? Mi viene da pensare. Esatto, allora, no? Io non posso prendermela con i 5 Stelle, i 5 Stelle sono assolutamente coerenti, i 5 Stelle sono stati votati da una certa latitudine in giù e portano avanti il progetto politico che avevano in mente durante il periodo preelettorale. La Lega invece, che ha sottoscritto un contratto di governo con i 5 Stelle, aveva preelettoralmente 2 punti fermi che erano flat tax e autonomie, e di queste onestamente non si sta vedendo ancora nulla, quindi non posso prendermela con i 5 Stelle, loro sono coerenti, chi non è coerente è Salvini. Ora, il sindaco ha detto, vabbè, Salvini cosa può fare? No, Salvini poteva fare tantissimo, Salvini poteva mettere dei paletti così come li ha messi per altre leggi che gli sono state di interesse.